Nella gremita sala convegni del gruppo Intesa di Via Adige a Sarmeola di Rubano si è svolta l'imponente cerimonia di consegna di 238 buoni acquisto di materiale per le società sportive padovane per un importo complessivo di 600.000 euro, contributo coniato nel contesto dell'iniziativa del CONI Sportivamente per la promozione delle attività sportive giovanili, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che ha visto la presenza delle massime autorità sportive padovane, a partire dal delegato provinciale del CONI di Padova, Flaviano Buratto. Da 4 anni ormai finanziamo le attività giovanili delle società sportive di Padova più meritorie. Quest'anno vengono premiate 128 società sulle 430 domande presentate. Sono state selezionate in base a un punteggio sulle attività giovanili e sui risultati delle stesse società nei campionati regionali e italiani. Il finanziamento che la Fondazione ci dà e ci permette di essere il primo comitato in Italia come attività sportiva nel giovanile, nel settore giovanile, e l'impegno del gioco sport, che comporta il 95% dei plessi scolastici del comune e della provincia di Padova, nelle attività scolastiche extracurricolari. Abbiamo 120 esperti che girano per le scuole. Questa sera le società avranno dei buoni che sono stati divisi in base alla meritocrazia dai 6.000 euro ai 1.000 euro per ogni società, in base a un punteggio che è stato calcolato dai collaboratori del CONI al raggiungimento di un minimo di punteggio. Padova è fortunata ad avere delle società sportive che si attivano in maniera stupenda, perché posso dire che se Padova ha certi risultati devo ringraziare tantissimo i presidenti e i dirigenti delle società sportive che rendono tale e meritocratico il Comitato di Padova. A rappresentare la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo c'era il vicepresidente Sandro Fioravanti con la dottoressa Maddalena Zanetti ed il vicepresidente del CONI Veneto Enrico Boni, che hanno fatto gli onori di casa nel ribadire alle tantissime società presenti in sala che lo sport è un sano e proficuo veicolo della nostra società nella promozione dell'attività sportiva di base. È sicuramente un po' di ossigeno che la Fondazione conferisce alle società sportive dilettantistiche giovanili di Padova e di Rovigo, che servono ad aiutare la continuazione dell'attività in un periodo di così grossa difficoltà economica e sociale. Siamo particolarmente orgogliosi di poter intervenire in questo settore, grazie anche al Presidente Finotti, che ha saputo cogliere l'opportunità e l'interesse delle società nei confronti di un progetto di questo tipo e lo ha subito sposato con la grande sensibilità che le contraddistingue. Sono convinto che un progetto di questo tipo, che ormai ha travalicato anche l'Appennino ed è giunto fino al presidente del CONI Malagò, avrà sicuramente una continuazione. Forse sotto certi aspetti sarà modificato anche alla luce dell'esperienza di questi 4 anni. Una miriade di società che hanno avuto così, grazie alla Fondazione della Cassa di Risparmio del Padova e Rovigo, nuova linfa per poter proseguire un progetto nato dalla collaborazione con la Fondazione ed il CONI nazionale, che era rappresentato da Dino Ponchio, direttore scientifico della Scuola regionale dello sport ed ex presidente del CONI Padova per diversi anni. 5 anni fa abbiamo fatto la corte alla Fondazione Cassa di Risparmio che ha accolto il nostro invito e ha appoggiato il progetto Sportivamente, che ha la finalità di aiutare lo sport di base. In 4 anni abbiamo dato 2,5 milioni di euro in buoni acquisto materiale a circa 700 società sportive di Padova e provincia, per parlare solo di Padova perché il progetto coinvolge anche Rovigo, e abbiamo dato 1.200.000 per l'attività motoria nella scuola primaria e elementare. Ci sembra un grande successo, anzi è un grande successo, ha fatto scuola in tutta Italia, molte realtà economiche, amministrative
bancarie stanno seguendo questa strada, supportate dal CONI centrale che io rappresento nella commissione di gestione, rappresento il presidente Malagò con grande piacere e onore, e anche questa sera consegneremo circa 200 buoni acquisto alla presenza del vicepresidente vicario della Fondazione, dottor Fioravanti, che non finiremo mai di ringraziare per il suo impegno a favore di questa iniziativa che siamo sicuri, vogliamo essere sicuri, potrà continuare anche in futuro. Poi la lunga sequenza delle consegne dei singoli buoni acquisto ai rappresentanti delle società sportive che hanno ricevuto 6.000, 4.000, 2.000 e 1.000 euro in buoni acquisto hanno caratterizzato la piacevole serata condotta da Dario Bolognesi.